Salve e ben ritrovati! Iniziamo oggi con una ricetta semplicissima e molto, diciamo, fresca, anche se il tempo è quello che è, però approfittiamo e sfruttiamo il fatto che abbiamo questi bellissimi agrumi che sono il frutto di stagione. Questi qua sono un pochettino vecchiotti, però noi ovviamente non li buttiamo perché, ripeto, fino all'ennesima potenza, che noi cerchiamo di riciclare e di fare meno spreco possibile. Allora, per non mangiarli così, che cosa facciamo? Li dobbiamo, prendiamo il succo e la buccia e facciamo una sorta di spuma al mandarino, che potete tranquillamente farla anche con l'arancia, con i limoni, insomma come più vi aggrada. E facciamo questa spuma al mandarino che la possiamo mangiare, diciamo, prendere come merenda, prendere come spuntino, a un fine pasto leggero. Poi ovviamente queste sono tutte cose che chiederemo alla nostra nutrizionista per vedere i consigli che lei ci dà. Intanto gli ingredienti da utilizzare sono pochissimi. Allora, siccome questi sono piccolini, quindi utilizziamo un 6-7 mandarini di questi piccoli. Poi ci servono dei tuorli, un cucchiaio di amido di mais che serve da addensante e un cucchiaio di zucchero. Quindi, come vedete, gli ingredienti sono semplicissimi. Allora, per prima cosa ci sgraniamo spremiamo i nostri mandarini. Questi sono piccolini, io più o meno poi le quantità ve li potete tranquillamente gestire da soli, perché in base alle persone, in base a quanto siete, è ovvio che poi dovete aumentare di grado anche le quantità degli altri ingredienti. Lo zucchero potete pure tenervi un pochettino, perché comunque già il mandarino di suo è dolce, per cui anche se un cucchiaio di zucchero anche in 8 mandarini va benissimo. Magari se usate il limone è ovvio che là ce ne mettete un po' di più, perché già il limone è aspro e quindi poi diciamo che lo richiede, anche se è un discorso personale, perché ognuno di voi può, se preferisce un gusto più amaro, si mantiene con queste quantità. Per quanto riguarda invece l'amido di mais, ovviamente aumentando la quantità dei mandarini o dell'arancia, perché questi 6 mandarini diciamo che sostituiscono 2-3 arance, quindi quella quantità di amido va bene per questo. Se aumentiamo 10 mandarini, 5 arance, aumentiamo di mezzo cucchiaio sempre l'amido di mais, perché poi va messo sul fuoco, per cui si addensa automaticamente. Non dovete preoccuparvi di questo, anche perché poi non è che deve venire una cosa dura, deve venire abbastanza morbido e noi lo mangiamo col cucchiaio. Diciamo che è un dolce al cucchiaio, ma fresco, non troppo complicato. Ovviamente abbiamo lavato i mandarini, questi sono biologici, per cui non ci sono medicinali sopra. E allora che cosa facciamo? Una volta fatto il succo, vedete è pochissimo, quindi diciamo che qua ci viene una coppettina piccola, anche perché io qua riduco le quantità, giusto per un fatto. E che cosa dobbiamo prepararci? 3 tuorli, e quindi in una bowl mettiamo i 3 tuorli. Mettiamo i 3 tuorli che li lavoreremo con lo zucchero. Ecco qua. Buttiamo lo zucchero, vedete più o meno è un cucchiaio. Allora, una volta diciamo fatto sciogliere poco poco lo zucchero, anche perché non necessita molto
perché poi lo facciamo sul fuoco, per cui si scioglie automaticamente. Cerchiamo di frullare un po' di queste bucce, perché vanno messe nell'impasto. Quindi li frulliamo. Vi faccio vedere tutti i passaggi e poi ci chiamiamo l'intervento nel frattempo che cuoce, e ci chiamiamo l'intervento della nostra nutrizionista, così vediamo cosa ci dice, se aggrada questa preparazione, se va bene, se è un'ottima idea, insomma, vediamo poi cosa ci dice lei, anche a livello, diciamo, di alimenti, per vedere che cosa ci porta questi agrumi, questi mandarini. Vediamo un pochettino. Scusatemi sempre un po' di rumore. Perfetto. Buttiamo nelle uova anche questo frullato di bucce. Non le facciamo tutte, perché poi, se a voi piace che sotto i denti si sente di più la buccia, che dà quella nota anche di amaro, perché io non mi sono limitata a graffiare la buccia senza lasciarci la parte bianca, la buccia intera anche con la parte bianca, che dà quel tono di amaro, se no verrebbe troppo dolce e un pochettino non è che il gusto non è troppo poi mieloso. Allora, una volta che abbiamo fatto questo lavoro, che cosa mettiamo? Aggiungiamo l'amido di mais, un cucchiaio come vedete, quindi sono quantità approssimative, e cerchiamo di non far fare i grumi. Quindi lo lavoriamo prima per bene, in modo che non si formano i grumi, e il succo lo mettiamo piano piano, a poco, perché se no l'amido di mais tendenzialmente si fa i grumi e quindi poi non va bene. Allora, abbiamo fatto prendere per bene l'amido di mais, e adesso piano piano, sempre mescolando, buttiamo il succo dei mandarini. Perfetto. A questo punto che facciamo? Dobbiamo praticamente metterlo in un pentolino a fuoco medio-basso, perché sennò rischiamo che si attacca. A fuoco medio-basso, e lo facciamo semplicemente addensare. Il nostro pentolino è pronto. Ecco qua. Ovviamente dobbiamo mescolare per fare in modo che non si attacca al pentolino. Possibilmente un pentolino antiaderente, in modo che questa preparazione va per... Nel frattempo che la cottura è brevissima, la cottura, 5 minuti più o meno, dai, niente di che, noi chiediamo alla nostra nutrizionista cosa ci può dire, cosa ci può raccontare di questa preparazione semplice, fresca, perché no, sfiziosa. Bina, ci sei? Sì, ci sono, ciao a tutti, ciao Graziella. Allora, lo spumone, diciamo la spuma di mandarino è davvero una fonte eccezionale di vitamina C, A e B, ricca di antiossidanti, fibre e minerali. Come dicevi tu, giustamente, è davvero un prodotto che rinfresca il palato, oltre al fatto che per questa stagione va benissimo, allevia la costipazione. Diciamo che tutta la frutta acida ha un effetto alcalino, a livello di sistema digerente, e stimola i succhi gastrici, rafforzando il sistema immunitario, appunto perché vi è la presenza di vitamine importanti.
prevengono l'aterosclerosi, l'ipertensione, combattono il cancro, migliora la salute delle ossa e davvero migliora l'umore, quindi un tocco di freschezza e di bontà per le nostre papille gustative. Alleviano l'ansia, i dolori articolari, la stipsi, purificano il sangue. Sono ricchi di fibre, anche perché vediamo la ricetta, Graziella ha inserito la parte integra del mandarino, quindi ancora di più è un toccasana per la nostra salute. Ottimo per i reni. Esistono tanti tipi di mandarini, ma è anche di arance. In effetti la Calabria ne è molto ricca, è circa un quarto della produzione nazionale. Parliamo sempre di prodotti bio, non prodotti convenzionali, perché giustamente per questo tipo di lavorazione dobbiamo stare attenti al prodotto per evitare che ci sono magari additivi oppure concimi o pesticidi sopra la buccia. Appartiene alla famiglia delle rutacee, quindi pensate, cari amici, davvero un piatto davvero salutare in tavola, oltre al fatto che combatte il raffreddore, protegge la mucosa e i capillari, oltre al fatto che ha vitamina A, vitamine del gruppo B, magnesio, acido folico, quindi ottimo per gli anemici, ottimo per contrastare la ritenzione idrica, per i regimi dimagranti, per esempio se abbiamo delle persone che non drenano, questo davvero è eccellente, antitumorale, è ottimo per prevenire l'ictus. Davvero gli agrumi sono un farmaco naturale per le nostre papille gustative, ma anche per la nostra salute. Abbiamo quello calabrese, quello delle nostre zone, la clementina, oppure altre tipologie alimentari. Ottimo ottimo rimedio per le smagliature. Poi abbiamo visto che ci sono altri ingredienti che compongono questa spuma, è l'amido di mais. In effetti, cari amici, abbiamo per 100 grammi di prodotto 381 calorie. Viene chiamato anche maizena e viene ricavato dal chicco del mais mediante un processo di macinazione ad umido. Il prodotto si presenta sotto forma di polvere bianca finissima, quasi impalpabile. Viene usato per addensare appunto minestre, salse, creme, budini o gelati, oppure per rendere più friabili i dolci lievitati, o comunque in questo caso questo semidolce, semifreddo, davvero rinfrescante. Viene oltre ad essere utilizzato in cucina, cari amici, vi do una chicca, viene utilizzata anche a livello di cosmetici, perché viene adoperata appunto per l'elaborazione di creme o in ogni qual modo per combattere l'acne o pelli grasse, o ancor di più come crema lenitiva per le mani, in quanto ha azione ammorbidente ed emolliente. E anche una maschera viene adoperata appunto in fitofarmacia, fitoterapia, come sbiancante per la pelle. Contiene potassio, sodio, calcio, magnesio, acqua. Appartiene alla famiglia dei cereali. Oltre al fatto che poi ritroviamo un altro ingrediente, quindi le uova. Per il loro rapporto qualità-prezzo, le uova rappresentano un alimento eccellente e vantano di proprietà nutritive con a fronte una spesa minima. Pensate, amici, un uovo per circa 60 grammi può pesare ripartito tra albume e tuorlo, quindi abbiamo visto che oggi Graziella ha utilizzato i tuorli, ma come dice sempre, badiamo allo spreco, quindi magari il tuorlo l'abbiamo adoperato, poi l'albume lo utilizzerà giustamente per qualche altra ricetta. Sicuramente, sicuramente. Sì, sicuramente. Niente, Quindi volevo fonti anche dire che sì. diciamo che qua è quasi pronta. Giusto un secondo, farla raffreddare un po' e poi facciamo un impiattamento un po' particolare, anche per dare un po', che dire, diciamo, anche l'occhio vuole la sua parte.
certo. Ovviamente ci tenevo a dire una cosa, cioè noi faremo ricette della tradizione del mio paese, diciamo del territorio, della Calabria tutta, perché comunque noi mandiamo avanti il discorso della cucina mediterranea che anche l'America, il New York Times dice che è la migliore in assoluto, per cui non ci fossilizziamo soltanto al piatto tipico del mio paese, perché non è giusto, nel senso che le tradizioni vanno portate avanti e sono d'accordo, però cerchiamo di amalgamare un pochettino tutti gli amici che ci seguono e perché no fare anche delle ricette anche sempre della tradizione culinaria italiana, quindi è importante questo, ci tengo a dirlo perché sembra che usciamo un po' dal seminato, perché per quanto riguarda le tradizioni proprie del mio paese, io diciamo che li faccio sulla pagina della Proloco di Bocchigliero e mi limito soltanto al mio paese, ma qua siamo amici di tutti, quindi cerchiamo di allargare un pochettino il discorso culinario un po' a tutta la regione Calabria perché ha tanti prodotti di Certo. eccellenza e in più diciamo allora il nostro diciamo la nostra mousse è pronta. A questo punto cosa facciamo? Diciamo che dovrebbe raffreddare un pochettino, però noi con i tempi televisivi voi mi capite e sicuramente mi perdonate. Allora la sistemiamo in queste coppette da cocktail. La sistemiamo qua. Ovviamente la facciamo raffreddare perché calda non è che ha un gusto, diciamo, eccellente, va raffreddata. Ecco qua. Perfetto. Possiamo guarnirla a piacere, possiamo mettere diciamo dei ciuffetti di panna, possiamo mettere della frutta candita, possiamo mettere del cioccolato, quello come a noi ci aggrada di più. Io oggi che cosa faccio? Io semplicemente mi limito a dare un po' del mio cuore a voi, gli faccio una spruzzatina di cacao anche sul piatto. Ecco qua. Togliamo questo, così vi ci lascio il cuore. Un bel cucchiaio. Questo è il modo più semplice possibile perché diciamo questo cacao giusto per dargli un po' di colore, visto che l'abbiamo posizionato su questo piatto bianco, altrimenti non c'è bisogno di nessuna aggiunta perché va bene così. Assaggiamola anche se è un po' calda ancora. Non so che dire ragazzi, è un'esplosione di sapore, un'esplosione di freschezza, di gusto e quel tocco della buccia del mandarino gli dà un tocco particolare. Dovete assaggiare, dovete farla assolutamente e gustarvela in questi giorni così vicino al caminetto, facciamo un po' i romantici, dai, ce la gustiamo così con l'accompagnamento di qualcosa di forte e così ci gustiamo questo bel... Cosa dici Bina di quello che ho aggiunto o di quello che si può aggiungere? È un fatto che Certo. viene poi troppo carica la cosa oppure va bene aggiungere, vedi, queste cosettine qua tipo panna, cacao, frutta candita, cioccolatini? Che dici? Guarda, il connubio che si forma agro-dolce è davvero eccellente, quindi io a livello dietetico sarebbe meglio non aggiungere nulla, però che c'è di male ogni tanto va benissimo, quindi aggiungere del cacao, aggiungere dello zucchero a velo in modo tale che c'è questo contrasto acido del mandarino che poi viene compensato a livello di papille gustative con un qualcosa di dolce. Quindi sono perfettamente d'accordo con te e davvero complimenti per le tue maestrie culinarie. Ci delizi ogni volta, brava davvero. Condivido. Quest'altra, ecco, questo invece l'ho fatto con delle palline di cioccolato, anche Sì,
perché possiamo darla anche ai ragazzi, cioè voglio dire, non è che è una Certo, cosa, certo, va benissimo anche per i bambini, non come dico di no. 3 anni, comunque per i ragazzi va benissimo, è Anche un un modo dolce. diverso per fargli mangiare la frutta, no? Perfetto, infatti. E poi comunque c'è l'uovo, voglio dire, c'è lo zucchero, per cui potrebbe essere, correggimi se sbaglio, come abbastanza completo come alimento, no? Sì, 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 certo, viene anche utilizzato come, potrebbe anche essere utilizzato come spuntino mattutino, no? Quindi oppure nel pomeriggio invece della solita macedonia o frutta si potrebbe acquisire anche questa sorta di dessert, insomma, quindi va benissimo. Bina, non sai che ti perdi, guarda. Lo so, già lo vedo dai tuoi occhi, quindi Già calda, voglio dire, è buonissima, figuriamoci se poco poco raffredda, è veramente qualcosa di meraviglioso. sì, Che dire, ottimo. sono prodotti che a noi ci appartengono, che fanno parte della nostra cultura e quindi sfruttarli, tra virgolette, per carità, farli nostri in tutti i sensi, sia come frutta, sia come dolce, sia come, insomma, va benissimo, anche perché parecchie ricette si possono fare con questi agrumi, con i limoni, con le arance, con i Sì, mandarini, quindi basta poco per utilizzarli in questo modo, anche perché Bina, ehm, cioè molte volte magari sono un po' andati, sono un po' passati, allora a vederlo così è triste per mangiarlo. E invece noi come io ho fatto con questi mandarini, erano un pochettino musci, dici, muia, come si dice? sì, Diciamolo in sì, sì, dialetto, sì. va? E quindi Raggrinziti. magari all'occhio mangiarli in questo modo davano un po' di... Invece poi trasformati così, cioè dai, intanto non abbiamo sprecato e nello stesso tempo abbiamo utilizzato i prodotti freschi di Che ci stagione. appartengono, certo, come no. E che dire, ci vediamo alla prossima ricetta. Questa è stata molto semplice, niente di particolare, però abbastanza sfiziosa. Io ti Bene, bene. ringrazio come sempre perché Grazie a voi, grazie. i tuoi consigli, le tue perle di saggezza sono molto preziose per me e per noi tutti. Vi ringrazio e alla prossima. Buona giornata. Ciao a tutti.